A voi la linea. Ben ritrovati radioascoltatori di Radio Libertà, avete ascoltato Wonderful Wino dal 1963 col nostro immancabile pezzo di Franceschino Zappa e lui non è lui, è certo che lui, insieme a me c'è il mitico Antonino Danna. Comunque lui è Lorenzo Viviani, manco si ricorda più com'è che si chiama, vi rendete conto io? Ma io non mi presento, scusate, ma se, perdonatemi, radioascoltatori, prima, quando inizia la trasmissione, c'è scritto, dice, chilometro Zoom, Sì. trasmissione di Lorenzo Viviani, a cura di Lorenzo Viviani. Io devo ripresentarmi nuovo, io sono Lorenzo Viviani? Non lo so. Direi proprio di sì, ci pensavo... hanno dato anche un premio assieme, fai un po' tu. Ma lo sai che io voglio rimanere dietro le quinte alla fine, no? Non mi interessa mettermi in mostra come te, che invece devi sempre sottolineare. Io sono Antonino Danna. Certo, l'allungo terza quarta è essenziale nella presentazione. Comunque, Bene, intanto avete ascoltato Frank Zappa, perché noi abbiamo sempre questa fase giocosa, inizio, poi il tema, diciamo, anche, insomma, un tema che sottende, perché oggi parleremo di vino col nostro sempre ministro Gianmarco Centinaio, che ci verrà a parlare di questo nuovo attacco della Comunità Europea al vino. Se sentite sotto in sottofondo qualche annuncio del treno o qualche treno in transito che passa in maniera molto rumorosa, sappiate che non è che non è che sono un dipendente di Trenitalia o faccio il capostazione nella vita, ma purtroppo sono in una posizione dove si sente molto il treno, ecco. A lui e a tutti i suoi stramaledetti treni! Ascoltami, profeta, non sono venuto qui per farmi dare la storia dei treni. Voglio sapere chi è quell'uomo. Perché? Porta la pistola in questo modo sulla pancia? Sì. E perché non me l'hai detto prima? Quello è il colonnello Douglas Mortimer, un vero galantuomo. Ebbene sì, stasera Lorenzo Viviani trasmette da dentro per qualche dollaro in più, no? Ve la ricordate la scena del profeta, lui e i suoi stramaledetti treni? Ecco appunto. E praticamente è nell'ufficio dei miei sogni, solo che c'è lui. Gesù manda pane a chi non ha denti. Succede sempre così. Va bene, no, Gesù è buono, grazie a Dio, però diciamo che c'è gente che ha questi colpi di fortuna con la C maiuscola e poi io giustamente avvampo di invidia, siccome siamo avvampo e nell'avvampare vorrei anche salutare e augurare buon lavoro alla nostra Castellana Sveva, che sempre dall'alto del suo maniero vigila, è vero, a ciò che noi possiamo arrivare alle vostre orecchie, ai vostri occhi in questa edizione numero 943. Passa il tempo. Come si avvicina il 1000. Cavolo, ma a 1000 che facciamo? Ma se capitiamo insieme, allora facciamo una promessa ai nostri radioascoltatori che se la puntata di Zoom non sarà, diciamo, legata, cioè, perché la potrebbe essere anche un giovedì, no? Vabbè, se facciamo io sarò presente lo stesso, farò questo strappo alla regola. Tanto noi qualche cosa, qualche fregnaccia sensazionale la dobbiamo fare per le 1000 puntate, t'avverto. Comunque, allora, bella gente, le nostre solite coordinate 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp, 0292947222 quando lo dirò io per intervenire attraverso il telefono, anzi qui quando lo dirà Lorenzo per intervenire attraverso il telefono. Vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bel giornale online dove dentro ci sono liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa dei Semivarini, le videopillole e molto molto altro ancora. Lorenzo, senti, prima di parlare appunto col senatore Centinaio, ti do una notizia che arriva che arriva dalla BBC,
e è stata scritta, è stata battuta 17 minuti fa. Gli agricoltori dicono che l'influenza aviaria è da ritenersi come una crisi e il prezzo delle uova sta salendo. Almeno questo succede per il momento negli Stati Uniti d'America. La BBC ha parlato con questo allevatore di polli, Brian Creer, che addirittura è alla quarta generazione di allevatori di pollo, e in particolare purtroppo ha dovuto, diciamo così, accettare dei nuovi pulcini da allevare. Questo perché le galline che aveva prima gli sono morte tutte dell'influenza aviaria. E in particolare in America, pensate, stanno salendo, e non poco. Si sente il treno che passa? Sì, adesso sì. Scusate, radioascoltatori, in diretta da voi. Però sta fermando. Però dicevo, il problema è che il prezzo delle uova sta salendo molto, e in particolare Trump per adesso l'unica cosa che dice è cerchiamo di utilizzare delle misure preventive, soprattutto biosicurezza e medicine. Per adesso non c'è altro da fare nella crisi dell'aviaria. Quindi tra l'altro già nel mondo, in altre nazioni, esistono dei vaccini proprio per i polli contro appunto l'influenza aviaria. La scorsa settimana il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America ha concesso l'approvazione condizionata a un nuovo tipo di vaccino appunto da inoculare ai polli, che è stato sviluppato dalla Zoetis, per cui naturalmente è una vicenda che seguiremo. Ci auguriamo che in Italia non crei dei problemi. Tu che ne dici? Assolutamente, sono sempre notizie che fanno preoccupare. Spero nella nostra, diciamo, sanità veterinaria, da quel punto di vista lì. Poi sarebbe anche bello fare comunque nella prossima puntata, a parte avrei proposto naturalmente di portare ancora il tema sempre più caldo dell'interazione fra le fonti rinnovabili, tipo l'eolico e il fotovoltaico, con agricoltura e pesca, acquacoltura, anche andando a riproporre il problema che stanno subendo in quel di Ravenna per i nuovi impianti eolici. Però un tema sarebbe quello che forse non abbiamo mai approfondito in radio, quello dell'allevamento di pollame, diciamo l'allevamento avicolo in Italia, che naturalmente è insocida, quindi è una forma anche, diciamo, di società un po' strana, che sarebbe anche da approfondire, perché è una vita, diciamo, in cui si addentrano tanti agricoltori, è un po', diciamo, sempre legata ai grandi gruppi, perché praticamente ti danno mangime, ti danno polli, ti danno capannone, e te praticamente lavori per loro in tanti frangenti, quindi è anche un po' da approfondire questo sistema. È un mondo a parte, naturalmente, con tante anche, diciamo, cose da approfondire, che molte volte sono state anche, diciamo, usate e un po' criminalizzate in passato, proprio anche sul tema pulcini per in primis, che so che è una sensibilità che prende anche tanti radioascoltatori, però insomma secondo me è molto interessante, e questo potrebbe essere uno spunto di riflessione sicuramente. Sono 17:46 minuti, il nostro ospite immancabilmente, come il bello della diretta, ci sta paccando, caro amico. Come facciamo? Apriamo i telefoni allora, 0292947222, se volete interloquire, visto e considerato che naturalmente noi siamo dalla parte dei consumatori, dei conservatori e dei consumatori, per cui, come vedi, siamo da questa parte. L'altra cosa che ti dico è che possiamo dare un'occhiata ad altre due notizie che diciamo avevamo discusso prima della messa in onda di oggi, e in particolare ve le vogliamo segnalare, perché se noi riusciamo anche a far funzionare il mio telefono, sì, ci riusciamo. Allora, vi volevamo dare questa notiziola, che notiziola ahimè non è, perché naturalmente è una notizia del 19 di febbraio, e in particolare questa notizia quindi di avantieri è un tema sul quale, anzi di ieri e del 20,
È una notizia che vi vogliamo sottolineare perché arriva direttamente da Libero il collega Attilio Barbieri che ne scrive e in particolare ve la vado a leggere. Cresce il pericolo, eccolo qua, cresce il pericolo frodi con l'olio dalla Tunisia. L'Italia è il primo importatore di extravergine dal paese africano. Gli agricoltori di Coldiretti fermano un cargo a Civitavecchia. Gli agricoltori di Coldiretti intercettano un mercantile in arrivo al porto di Civitavecchia carico di olio extravergine. Il Blitz, questo è merci. Si sente tanto. Sbieva, si sente tanto. No, chiedo ai radioascoltatori perché mi dispiace, secondo me durante la pausa mi sposterò in uno sgabuzzino se riesco a trovarlo, ma si sente tanto, Sbieva, il treno si sente sotto. parecchio. Ecco. Si sente parecchio. No, non era un merci, questo qua doveva essere roba di o Intercity. Allontanarsi dalla linea gialla, treno in transito sul secondo binario. Questo o era Intercity o era qualche... Era un merci, secondo me era un merci. No, deve durare di più. A posto, stavo dicendo. Gli agricoltori di Coldiretti intercettano un mercantile in arrivo al porto di Civitavecchia carico di olio extravergine tunisino. Il Blitz è servito a denunciare un fenomeno che rischia di mettere in crisi l'intera olivicoltura europea. I maggiori acquirenti dell'olio tunisino a dazio zero esportato nella UE grazie al regime speciale deciso da Bruxelles sono in Italia. Ringraziamo l'Europa. Secondo gli ultimi dati dell'Onagri, Osservatorio Nazionale Agricoltura Tunisino, a dicembre scorso è finito nel bel paese il 32,4% dell'export di extravergine proveniente dal paese nordafricano. Gli acquirenti spagnoli nell'insieme arrivano al 27,3%, seguiti dai compratori statunitensi col 13,3%. Ieri, cioè il 19, una decina di barche con le bandiere gialle di Coldiretti sono salpate dallo scalo romano per intercettare il cargo, mentre gli olivicoltori guidati dal vicepresidente nazionale Coldiretti e numero uno di Unaprol, David Granieri, si sono radunati sulla banchina con cartelli e slogan per chiedere misure immediate. Il rischio, spiega Granieri, è che l'immissione di extravergine a basso costo, spesso di dubbia provenienza e qualità, possa danneggiare gravemente il nostro patrimonio agroalimentare di eccellenza. Non a caso, Coldiretti e Unaprol chiedono la creazione di un registro telematico unico europeo, simile al sistema italiano SIAN. Questo strumento, aggiunge sempre Granieri, garantirebbe maggiore trasparenza e tracciabilità, permettendo di tutelare i consumatori e valorizzare il prodotto autentico. Sulle 56.000 tonnellate a dazio zero esportate dalla Tunisia verso l'UE e l'Italia in particolare, ci sarebbe da dire parecchio, ma abbiamo al telefono il vicepresidente del Senato, senatore Gianmarco Centinaio. Buonasera. Vediamo un po', dovrebbe arrivare. Non c'è. Chiamate Centinaio. È bellissimo. Antonino, che figura, ma che figura. Scusami, tu avevi scritto c'è Centinaio. No, detto... Centinaio da chiamare. Ti volevo fare, sinceramente. Tu vuoi fare una bella pernacchia, però non l'ho fatto per... Ecco, ci sente male, tra l'altro, il senatore Centinaio. Come hai fatto il preambolo? Ora si sposta. Hai rilasciato anche l'attesa, la suspense e poi... vabbè, senti, non tutte le ciambelle escono col buco, quindi che vuoi fare? Succede, è il bello della diretta, mio caro. Ma è lui, non è lui? Eccolo qua. Lui, buonasera, senatore Centinaio. Buonasera a voi. Ben trovato. E allora, vicepresidente del Senato, naturalmente il nostro amico di Radio Libertà, quindi lo possiamo anche trattare abbastanza in maniera confidenziale perché è stato tanto ospite in questi anni, nella storia, penso, della radio, di Radio Libertà, sempre presente. Ecco, ti sei interessato, Gianmarco, di nuovo del tema vino, perché in quel dell'Europa hanno questo pallino di attaccarlo e di soprattutto denigrare questo settore ricco di storie e di tradizioni che soprattutto, come dice Benete, racconta dei territori. Ecco, cos'è successo e qual è stata la tua risposta molto forte da quello che abbiamo preso dalla stampa?
Ma allora, ufficiale ancora per fortuna non c'è nulla, però le notizie che arrivano dall'Europa non sono per nulla incoraggianti. Dopo che circa 2 anni fa il Parlamento europeo aveva sonoramente bocciato la proposta, quella di comparare le bottiglie di vino e le bottiglie di birra, comunque le bottiglie di alcolici, bevande alcoliche non super alcolici, e quindi paragonarle a dei pacchetti di sigarette, quindi facendo sì che sulla loro etichetta ci fosse scritto il vino provoca il cancro, quindi totalmente priva di ogni fondamento, come ho detto, venne sonoramente bocciato dal Parlamento europeo, grazie soprattutto all'Italia e anche ai parlamentari europei della Lega. Adesso con la nuova legislatura europea cosa succede? Succede che l'Europa, la parte tecnica dell'Europa ci riprova in un modo ancora più importante, ci prova ancora in modo ancora più cattivo. La cosa sulla quale la notizia che è arrivata ed immediatamente il mondo del vino ha alzato le antenne. Noi come Lega e il sottoscritto, in quanto anche come produttore di vino, non solamente come parlamentare e come ex ministro dell'agricoltura, abbiamo immediatamente attivato tutti i nostri interlocutori e stiamo chiedendo a gran voce ai partiti, alle famiglie europee, di darci una mano e di dare una mano all'Italia, in modo che quando e se dovesse arrivare in Commissione Agricoltura, in Commissione Sanità e soprattutto se dovesse arrivare in Parlamento Europeo, rifare quello che è stato fatto l'anno scorso, cioè 2 anni fa, cioè una lobby sana tra chi ci capisce di questa materia e tra paesi produttori, penso a noi, penso alla Francia e penso alla Spagna, in modo da far sì che questa proposta venga rimandata al mittente. La cosa che a me dà fastidio, sinceramente, è il fatto che qualche settimana fa il commissario europeo all'agricoltura era andato in commissione in Europa dicendo: non vi preoccupate, assolutamente il vino verrà tutelato. La domanda che mi faccio e che ci facciamo è: ma se il commissario dice una cosa e i suoi tecnici ne dicono un'altra, forse c'è qualcosa che non va. Assolutamente sì, assolutamente sì. E come non dà ragione alle parole del senatore Centinaio. Gianmarco, una curiosità prima di lasciare la parola ad Antonino che ti vuole fare la domanda. Possiamo dire il nome della tua etichetta, che siamo tutti curiosi di capire. Non so se si può fare in radio, Antonino, dimmi te. Cosa? Dire il nome dell'etichetta del vino, perché ci hanno lasciato sbigottiti. Anche, abbiamo parlato, è stato argomento anche di una chiacchierata con l'AIS nazionale, quindi insomma volevamo sapere se si può e se ce lo puoi dire, Gianmarco. No, non ho capito la domanda, scusate. La domanda dell'etichetta: come si chiama il tuo vino? Come si chiama il mio vino? Bosco del Sasso. Bosco del Sasso. Allora. Assaggeremo Bosco del Sasso, il vino del vicepresidente della Camera. Lascio la parola a Antonino, vai, del Senato. Facciamo tanto territorio, ecco. Non so se si può dire, però sì, ecco. Però ecco, a parte la pubblicità, la cosa che ci sta veramente e che stiamo attivando anche per fortuna con le associazioni di categoria, proprio perché non esiste, la cosa importante è che non esiste nessuna ricerca scientifica di altissimo livello che dice che il vino provoca il cancro. Anzi, le ricerche scientifiche di altissimo livello dicono che un bicchiere di vino al giorno per le donne e 2 bicchieri di vino al giorno per gli uomini invece tutelano e aiutano per prevenire anche certe malattie cardiovascolari. Quindi, proprio per questo motivo, noi stiamo raccogliendo, insieme ad alcune associazioni di categoria, professori e studiosi in modo da girare l'Italia e fare informazione, e già giusta informazione, anche ai consumatori, proprio perché vogliamo evitare che qualcuno, e penso a particolari lobby che girano in Europa, qualcuno faccia passare nella testa dei cittadini italiani e dei consumatori che bevendo un bicchiere di vino gli viene il cancro. Scusami, ora monopolizzo e poi non darò spazio a Antonino, Gianmarco, ma è proprio quella la missione. Il consumatore consapevole, fargli raccontare il vino, abbiamo tutti i nostri sommelier, il terroir, fargli capire il territorio, cioè sono cose meravigliose e che ti fanno addentrare al mondo del vino e ti fanno conoscere, ti fanno sorseggiare il vino, perché il vino non è una bevanda che tu devi scolarti in maniera, diciamo, compulsiva, ed è proprio quello, secondo me, che deve essere proprio anche a livello di salute e di alimentazione sponsorizzato, cioè la conoscenza.
e che è la cosa più bella di tutto, è quella che ti conquista e ti fa bere il vino e non diventa più una bevanda, diventa qualcosa di più, diventa un racconto è un'emozione che ti dà il territorio da cui nasce proprio quel vino, quella tipicità. Antonino, Verissimo. concludi te. Ecco, no, semplicemente, senatore, per quale motivo c'è quest'odio contro il vino? Ma io faccio un po' come diceva qualcuno che diceva che a pensar male non si fa peccato, no? Oppure penso semplicemente che, se ci pensate, il vino è uno di quei pochi prodotti che, come diceva giustamente anche Lorenzo, è uno di quei pochi prodotti che rappresentano i territori, è uno di quei pochi prodotti che non li puoi spostare. La produzione, facciamo un esempio, la produzione di un Brunello di Montalcino, una vigna per produrre Brunello di Montalcino la puoi fare solo in quella zona, il Barolo lo puoi fare solo in quella zona, il buttafuoco dell'Oltrepo Pavese lo puoi fare solo in 6 comuni che fanno parte delle colline dell'Oltrepo Pavese, non in nessun'altra parte del mondo. E di conseguenza è normale che, se io sono il proprietario di una multinazionale e vorrei far bere bevande gasate o far mangiare farina di grillo ai consumatori, attacco tutto quello che non si può spostare. Il vino è territorio, il vino è piccole imprese, il vino sono famiglie che lavorano e non sono multinazionali, e il vino è identità. E di conseguenza si attaccano quei prodotti che rappresentano l'identità, rappresentano la storia millenaria dell'Europa e non solo, perché sarebbe più bello per qualcuno avere una grandissima azienda che la puoi spostare da Roma a Shanghai e da Shanghai in Australia, che produce un prodotto chimico da far bere a tutti. E assolutamente, la battaglia per salvaguardare il vino è una battaglia anche identitaria, per mantenere l'identità dei territori e dei popoli. Grazie a Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, e auguri naturalmente per la produzione. Ciao Gianmarco! Grazie a voi. E adesso liberamente col direttore Giovanni Sallusti. Avete ascoltato Chilometro Zero.